Di tre cotte, così almeno la pensano il pittore veneziano e lo scrittore e giornalista Andrea Pinkez. Di comune accordo hanno attaccato il suo ritratto al famoso albero. Il messaggio provocatorio è rivolto ad un pubblico che se lo aspetta, perché Cattelan è diventato il cattivo per eccellenza di questa piazza. Ed è la notizia, il personaggio e la provocazione a scatenare la fantasia artistica di Giuseppe Veneziano, che racconta sempre storie contemporanee. Io non ritraggo i cattivi, in realtà è la società che li produce. Io non faccio altro che memorizzarli e proiettarli nel futuro. La notizia estrapolo sempre il soggetto, il personaggio. È il contesto che ci è suggerito, perché qui è Piazza 24 Maggio, dove lui ha fatto l'ultima opera, che ha impiccato i bambini, quindi dal contesto nasce l'idea di fare il Cattelan impiccato. E Andrea Pinkez si è detto contento di far parte della schiera di cattivi esposti in questi giorni alle trottoir. Poi veramente non sono così cattivo, sono arrabbiato, mi arrabbio spesso, ma mi arrabbio di quella rabbia da altrimenti ci arrabbiamo. Bud Spencer e Terence Hill, birra e salsicce sostanzialmente. Proprio la capacità di dire no, pur accettando qualsiasi forma di manifestazione, che mi fa venire in mente una frase ipercitata che un po' ha a che fare con questo nostro lavoro, che appartiene in realtà all'uomo qui al mio fianco. Si alzi un attimo, si chiama Giuseppe Veneziano, da non confondersi. Veneziano è il grande fratello, lui è semplicemente un grande cugino, ma è soprattutto un grande artista. La frase comunque abusata è quella di Andy Warhol, che dice che chiunque può essere famoso per un quarto d'ora. In realtà, attraverso gli strumenti che nascono dal fumetto e hanno come padri putativi e puttanieri sia Andy Warhol che Roy Lichtenstein, che non è la nazione, lo Stato, bensì un grandissimo uomo che è riuscito a interpretare attraverso la mistificazione e l'esasperazione il lato umano e disumano delle persone dalle due ritratte. Noi vogliamo durare più di un quarto d'ora, almeno 15.000 anni. E allora le persone invise, i visi ritratti da Veneziano sono tutti quanti, ognuno a modo suo, degli emeriti filibustieri. Alcuni più cattivi, penso a Hannibal Lecter, ma penso soprattutto inevitabilmente a Bin Laden. Non vorrei che qualcuno si è già scandalizzato perché dei passanti, mentre stava per essere allestita la mostra, pensavano che fosse un inneggiare
al delirante progetto islamico. In realtà no, poi ci sono anche persone altrettanto pericolose per altri versi, tipo Brutus, il nemico di Braccio di Ferro, c'è il cattivo dei Simpson, c'è Monsignor Milingo. Oranges, peach, pears, plums, oranges. Yeah, here I come, I'm inches away from you, there fear none. Hip hop is in a state of 911, so let's get down to business. I don't got no time to play around, what is this? Must be a circus in town. We shut the shit down on these clowns, and I get a witness. Hell yeah. Let's get down to business. I don't got no time to play around, what is this? Must be a circus in town. We shut the shit down on these clowns, and I get a witness. Hell yeah. Gotta move fast, gotta perform miracles. Gee willing. Abbiamo la possibilità di incontrare i Simpson, abbiamo la possibilità di incontrare Brutus, il nemico di Braccio di Ferro. Salvo Veneziano è l'autore, peraltro lui non è un mostro, in realtà è una sua mostra, quindi era giusto che ci fosse anche lui. Abbiamo la possibilità di incontrare Marilyn Manson, Madonna praticamente irriconoscibile, ma Madonna è riconoscibile anche a se stessa perché ogni 6 mesi cambia look, e abbiamo la possibilità di incontrare Maurizio Cattelan. E qui vado a parare. Maurizio Cattelan un mese e mezzo fa ha esposto dei bambini, dei fantocci raffiguranti dei bambini impiccati nel nobile albero secolare lì di fronte. C'è stata una fortissima reazione perché l'opera era effettivamente efficace al punto che dei bambini si sono spaventati. Dei genitori hanno vivacemente protestato, un ardito addirittura è salito su una scala e cercando di togliere questi ignobili fantocci alla vista del pubblico si è anche fatto male perché è caduto dalla scala. Un milite ignoto, mica tanto ignoto perché purtroppo poi ha avuto delle conseguenze penali per il suo gesto. Ma io vorrei ricordare soprattutto che questo Maurizio Cattelan è una sorta di Oliviero Toscani in negativo. È un artista quotato circa $2 milioni a opera.